incontro per il Comitato Regionale Sardegna e le società del territorio oristanese, questa volta nel campo da calcio di Samugheo. Col padrone di casa, il sindaco di Ales e consigliere del Comitato Regionale Francesco Mereu, il presidente Gianni Cadoni e la consigliera Maria Elena Dessì hanno aperto il meeting con la proiezione del video che riassume un intero anno di attività targata FIGC LND Sardegna. Gestione economica delle società, crescita del calcio con la creazione di nuove affiliazioni al centro del dibattito, ma non sono mancate le proposte e la progettualità per la prossima stagione. Anche il calcio femminile, speriamo che in un futuro prossimo ci possa essere anche delle altre realtà, quindi con squadre anche femminili. Soprattutto grazie a tutti i volontari che ogni giorno lavorano per i ragazzi e per tenere uniti e anche questi ragazzi piccoli, in modo che non abbiano altre distrazioni ma abbiano un campo sportivo dove poter correre e giocare senza altre distrazioni. L'ultima grande novità riguarda il premio economico che la FIGC metterà a disposizione per tutte quelle società di eccellenza e promozione che dal 1° gennaio manderanno in campo più di un millennials. Sono incontri secondo me che servono soprattutto per realtà piccole come le nostre, come può essere Ruinas, con un paese di 600 abitanti, dove si affrontano i vari problemi con altre società, con altre, ognuno dice la sua e si cerca di trovare anche soluzioni buone anche per noi, anche per tutto il territorio anche. Tra le altre tematiche si è discusso sui progetti per aiutare e favorire la gestione economica delle società, grazie all'importante impulso economico che arriverà dalla legge approvata lo scorso dicembre dalla Regione Sardegna. Succede come succede nella politica, anche nel calcio, i regolamenti e le regole sono parametrati alle città e non tengono conto dei piccoli paesi. Noi siamo una comunità di 380 anime, per 3 anni abbiamo militato in prima categoria venendo sanzionati perché non avevamo le società giovanili. L'obiettivo principale sarà infatti quello di garantire una squadra di calcio in ogni comune della Sardegna, progetto da sempre auspicato dal Comitato regionale contro lo spopolamento e con la volontà di far tornare quel senso di appartenenza in ogni realtà dell'isola. Ma finalmente diciamo che stiamo dando anche delle risposte a tutto il territorio. Se andiamo ad analizzare, specialmente nella nostra Marmilla, tutti i paesi avevano una società, una squadra di calcio e purtroppo oggi nell'arco di 15-20 paesi sono rimaste in 3 o 4 società, e questo è un motivo per cui il comitato deve stare vicino a tutte le società, a tutti i dirigenti. Visto che lui è il nostro rappresentante, il nostro punto di riferimento per quanto riguarda la Regione Sardegna, che si faccia appunto promotore di queste proposte che abbiamo fatto. E riparta anche il calcio a livello dei nostri paesi. Senza dimenticare che tra gli altri obiettivi c'è quello relativo alla formazione di figure specifiche di settore, dirigenti, medici, staff sportivi e amministrativi. La riunione si è conclusa con l'elogio doveroso da parte del Comitato regionale a tutto il mondo dilettantistico isolano. L'appuntamento proseguirà a metà febbraio con un nuovo incontro del Comitato regionale, questa volta con i club del centro Sardegna.